E adesso le tre cose da fare prima della fine del mondo in Gorizia e dintorni per questa domenica 16 febbraio. La prima delle tre cose da fare per questa domenica 16 febbraio è il Carnevale. Iniziano le sfilate di Carnevale. La prima appunto è nel capoluogo isontino. Per le vie cittadine, per le principali vie cittadine, l'orario della sfilata con carri e gruppi è alle ore 14. La parata vedrà la partecipazione di carri e gruppi da tutta la regione, anche dalla vicina Slovenia, lungo le principali vie del centro, a partenza da via Oberdan, per chiudere come al solito in Corso Italia, Corso Verdi, con il palco dei giudici ai giardini pubblici. La premiazione avverrà alle 17:30. Il raduno, informazione di servizio dei carri, è in via Cadorna, via Boccaccio, per le ore 10. Per informazioni, la pagina Facebook della Proloco di Gorizia. La seconda cosa da fare per quanto riguarda questa domenica, e visto che abbiamo parlato di carnevale, parliamo del carnevale per i bambini. È il carnevale dei bambini che si tiene a Ronchi dei Legionari, al Palazzetto Philippus di via Roma, questa domenica 16 febbraio dalle 14:30 fino alle 18 circa, organizzato dalla Proloco di Ronchi. Per informazioni il sito del Proloco di Ronchi dei Legionari. Allora, dicevamo, dalle 14:30 alle 18 con la sfilata delle mascherine, musica, lotteria, crostoli e giochi con la partecipazione del mago Mark. Ripetiamo, a Ronchi dei Legionari il carnevale dei bambini questa domenica 16 febbraio con inizio alle ore 14:30. E la terza cosa da fare per questa domenica prima della fine del mondo è andare a Monfalcone, poco lontano da Ronchi, per una cosa totalmente differente. Durante la giornata, c'è la partenza dalle 14, comunque c'è un'esibizione felina in Piazza della Repubblica. Puoi portare anche il tuo gatto. C'è una mostra felina e amatoriale per tutte le razze e i gatti di casa. A Monfalcone, nella tensostruttura riscaldata, ci sono anche dei premi. Il primo premio è un tablet, il secondo un robot e il terzo un aspirapolvere. I premi sono offerti dal comune di Monfalcone con vari omaggi per i vincitori delle varie categorie dei primi e per gli speciali di razza. Per informazioni www.astolmodels.it. Ed è tutto per quanto riguarda Isonzo News di oggi. Vi ricordiamo che abbiamo la pagina Facebook dove potete vedere tutti i servizi e tutte le puntate di questa trasmissione. Vi ringraziamo visto che ci seguite molto anche sui social, e vi invitiamo a metterci un like ogni tanto alla pagina o ai servizi che vi piacciono. E per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per una prossima puntata di Isonzo News su Telefriuli. Ciao!